Buongiorno in diretta da Focus TG, dalla nostra redazione. Andiamo a collegarci questa volta a Marostica per un'altra ondata di maltempo che ha distrutto molti raccolti e sono in crisi molte aziende agricole. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin. A te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno con Edoardo Paris alla parte tecnica che vi mostra subito quel che resta della grandinata di mezz'ora avvenuta ieri. Questi mucchi appunto di grandine mediamente piccola, un paio di centimetri, forse qualcosa di più, sono rimasti qui ancora stamattina sotto le reti di protezione dell'azienda agricola che è gestita da Federico Pivotto insieme ai suoi familiari. Allora raccontaci Federico, ieri che pomeriggio è stato, che ora era, cosa avete visto e potuto fare? Buongiorno a tutti. Niente, ieri pomeriggio praticamente in mezz'ora il tempo si è fatto veramente bruttissimo e incredibilmente anche così in fretta, tra vento e tempesta e tantissima pioggia, e ci ha causato questi danni che vedete. È stato talmente improvviso che non ce ne siamo quasi resi conto. Subito si è alzato il vento e improvvisamente è soprattutto questo scroscio d'acqua incredibile e non siamo riusciti quasi a far niente. Infatti ci ha anche levato su delle reti, praticamente ci ha sollevato delle reti e rotto alcuni agganci praticamente di plastica delle reti superiori. E quindi i danni sotto qui in cosa consistono? Allora dobbiamo adesso risistemare tutte quante le reti, tutto il perimetro della rete antinsetto, e controllare tutti i ganci e sostituire i ganci, quelli rotti, e dobbici controllare anche adesso tutto quanto, praticamente le trincee delle varie piante, perché tutta quest'acqua ha portato giù anche terreno. Infatti adesso vedete poi lì in fondo e ci sono dei fossi praticamente dell'acqua che è corso giù, e controllare anche i mirtilli, perché adesso le rame, praticamente i rami più esterni, quando abbiamo scaricato le reti, quello che era rimasto di grandine, hanno praticamente sbattuto contro le piante e ci hanno abbattuto dei mirtilli. Ecco, la parte però peggiore è stata su in cima, dove abbiamo l'impianto che non è coperto dall'impianto antigrandine, e lì l'ha presa tutta. Lì ha preso tutto praticamente. Ecco, questi alcuni danni in questa azienda agricola, però vediamo che cosa è successo proprio negli stessi minuti invece in Piazza degli Scacchi, in centro a Marostica, nel servizio di Vanessa Banzato. Pochi minuti di raffiche di vento, forte piogge e grandine sono bastati per creare pesanti disagi a Marostica. I momenti di più alta tensione si sono vissuti in Piazza degli Scacchi, dove il vento ha alzato la guaina del tetto di uno degli edifici storici che s'affacciano sulla scacchiera. Si sono staccati pezzi di intonaco e i coppi sono volati dall'alto, finendo sopra un'Audi che era parcheggiata, sfondando il tettuccio. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno transennato l'area antistante la palazzina e chiuso preventivamente la strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri sono saliti sul tetto con gli appositi mezzi per valutare lo stato delle cose e capire come muoversi. Fortunatamente nessun pericolo legato alla staticità del tetto è stato riscontrato e in serata è stato riaperto in piazza l'accesso ai veicoli. Nelle prossime ore i proprietari dell'edificio penseranno alla sistemazione della struttura ammalorata dal maltempo. Ma oltre a questo incidente, guardate il tappeto di ghiaccio alle porte della città degli Scacchi, come mostrano le immagini di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. E poi rami sradicati, piante piegate, tanto che è stato necessario chiudere tutti i parchi comunali per garantire la sicurezza. Tutto, ripetiamo, è avvenuto in una manciata di minuti. Eh sì, pochi minuti, è successo in centro a Marostica, è successo qui siamo praticamente sul retro del Castello Superiore, giusto per capirci, a nord del centro storico. Ecco, Edoardo vi fa vedere questo canale scavato proprio dalla forza dell'acqua che è scesa dalla collina e appunto poi si è scaricata qui nel fondovalle. Federico Pivotto, dunque oggi ripristinare anche velocemente, perché nel tardo pomeriggio è attesa un'altra ondata. Esatto, adesso stamattina abbiamo raccolto quello che potevamo per capire anche le piante come erano messe, lo stato delle piante. Oggi pomeriggio dobbiamo sistemare subito, adesso dopo pranzo, tutte le reti per controllare poi eventuali atti temporali del pomeriggio. Speriamo di no stavolta. Siete in piena raccolta perché alcuni frutti sono già maturi, altri in maturazione. Esattamente, adesso siamo veramente in piena raccolta da una settimana.
Sono mirtilli più grandi del normale, da quello che leggevo. Sono mirtilli giganti americani. Ah, okay. Che coltivate da quando? Da 10 anni. 10 anni proprio quest'anno. Abbiamo fatto il 10° quest'anno e non è stato un granché come regalo questo, sinceramente. Speriamo allora che la maggior parte del raccolto si possa salvare. Prima di farvi sentire che cosa ci ha dichiarato il sindaco poco fa, vi faccio vedere il cielo con Edoardo. Verso est cielo azzurro sereno, e invece verso ovest e verso nord ecco già le nubi nere che incombono e che ci preannunciano quello che potrebbe succedere appunto nel tardo pomeriggio. Ricordiamo che c'è un'allerta gialla in tutta la regione Veneto diramata ieri pomeriggio dalla Protezione Civile regionale. Il bilancio di queste ore l'abbiamo fatto appunto poco fa con il sindaco Matteo Mozzo. Sentiamo l'intervista e poi lì nello studio. Sindaco, intanto un bilancio del pomeriggio di ieri. Beh, devo dire che la criticità più grande, al di là della molta acqua, circa 40 mm caduti in poco più di mezz'ora, ha sicuramente creato non poche difficoltà, vista la grandine di piccole dimensioni che ha occluso una parte dei tombini per colpa anche del forte vento che facendo cadere molte foglie naturalmente ha ostruito le griglie superficiali. Devo dire che comunque la pulizia eseguita sul territorio negli scorsi mesi ha garantito lo scollo del flusso delle acque in modo direi più che eccellente se contiamo la percentuale di acqua caduta. E queste ore gli operai con personale appunto comunale e una ditta esterna stanno facendo la verifica di tutte quante le situazioni a rischio per quanto riguarda la rete idraulica per prepararci a quella che probabilmente sarà una possibile altra bomba d'acqua prevista per il tardo pomeriggio. Siamo attivi sempre, abbiamo il numero di riperibilità attivo H24 anche se il COC è stato chiuso dopo la messa in sicurezza delle situazioni critiche sul territorio ieri sera. Devo dire che la situazione peggiore l'abbiamo avuto sicuramente in centro storico dove si è rovinata una parte di copertura di un edificio con la elevazione di quella che è la guaina di copertura che poi ha fatto via via da vela andando a togliere una parte di muratura con anche una serie di coppi che sono poi caduti su una macchina presente in un parcheggio privato interno all'area di Piazza Scacchi. Poi situazioni legate ai parchi che sono in controllo e verifica, alcuni sono sigillati parzialmente, altri sono già stati riaperti proprio perché vogliamo verificare tutte le piante che siano in sicurezza. Ci saranno sicuramente da fare altri lavori di manutenzione, mi spiace perché alcuni parchi li avevamo già controllati, non verificati e sono state strappate letteralmente delle parti di alberature che erano totalmente sane, proprio per far capire la forza del vento che abbiamo avuto sul territorio. Altre criticità le abbiamo avute in collina dove alberi privati sono caduti sulle strade stradali. Proprio per questo adesso stiamo vedendo con la segreteria come predisporre un'ordinanza che pubblicherò probabilmente nei prossimi giorni per andare a obbligare i privati a eseguire la manutenzione dando un lasco di tempo congruo per poter fare le operazioni di sistemazione lungo i percorsi viari comunali, perché sicuramente, e lo dico anche da privato, costa di più dover risarcire una famiglia con una macchina che viene colpita piuttosto di abbattere una pianta o semplicemente potarla, per cui invito tutti a verificare le proprie alberature. Approfitto anche delle TV in questo caso, non soltanto per i comuni di Marostica ma per tutti i comuni, a manutentare il verde di proprietà, perché può essere sempre causa di danni ben peggiori. Grazie per il collegamento da Marostica, grazie a Mirko Cavallin. Edoardo Paris, una ultima ora pubblicata dal Gazzettino, escursionista non si presenta in albergo dopo il cammino retico, è accaduto a Seren del Grappa, la struttura ha lanciato l'allarme, le ricerche in corso e purtroppo ieri vi abbiamo dato notizia del ritrovamento del cadavere di una 54enne escursionista che è stato ritrovato in una forra nei pressi di Ponte Auto e le fasi di recupero si sono concluse attorno alle 17. A segnalare la scomparsa ai carabinieri di Ortisei era stata la madre preoccupata perché non aveva più contatti con lei. Ieri l'auto della donna era stata trovata nel parcheggio all'entrata del parco delle Dolomiti d'Ampezzo. L'analisi delle celle telefoniche ha rintracciato l'ultima attivazione alle 7 di domenica mattina a Col Rosà ed è lì che il soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari
L'hanno cercata con gli elicotteri, droni e 2 unità cinofile molecolari. Dopo il recupero della salma sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto. E si estendono a tutta la provincia di Venezia e oltre le ricerche di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, di cui non si hanno più notizie da 6 giorni dopo un litigio con un amico nel parco di via Bennati. Sono riprese sin dalla mattinata a livello provinciale le ricerche di Mattia Testi, il 19enne scomparso dal 4 giugno da Spinea, dalle attività di localizzazione svolte nelle scorse ore da via Bennati, sempre a Spinea dove il 19enne si trovava durante la sua ultima apparizione. Attraverso il GPS non è emerso niente, racconta il sindaco Franco Bevilacqua. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, con le unità cinofile, i carabinieri con delle unità, la polizia comunale con delle unità e la protezione civile sia quella di Venezia che quella di Spinea. Quindi si è fatta una ricerca a tappeto in una zona dove potenzialmente poteva esserci il ragazzo. Ora il ragazzo non è stato trovato e questo è positivo per alcuni versi. E questa è la ragione per la quale le ricerche si sono estese oltre il territorio comunale. Grande la preoccupazione di tutta la comunità, in primis della famiglia di Mattia, per questa scomparsa ancora senza un perché. L'unica cosa certa è che il 19enne, prima di non dare più notizie di sé, sembra avesse litigato con l'amico con cui si era trovato nel vicino parco e che in un momento di rabbia avesse rotto il cellulare dopo averlo gettato a terra. Noi non abbiamo una conoscenza esatta dei fatti che sono accaduti, ma comunque sicuramente anche in una discussione tra amici non sono certo cose di gravità inaudita, per cui la scomparsa ha sorpreso tutti, anche gli amici che sono come la famiglia, sono preoccupati anche loro e noi come comunità siamo preoccupati. L'amministrazione comunale, in costante contatto con le forze dell'ordine, sta seguendo la vicenda con grande apprensione, rinnova la vicinanza ai familiari e lancia un appello a Mattia affinché torni a casa presto. Avverti la famiglia che ti hanno cercato, lo stanno cercando in maniera abbastanza anche preoccupante, perché quando uno si allontana senza comunicare nulla, una persona, io lo vedo, penso da padre, mi preoccuperei insomma di quello che succede. Tutti pensano magari al peggio, speriamo che non sia così e noi ci aspettiamo insomma che magari anche le autorità, che sono sempre state molto efficienti, in qualche maniera riescono, estendendo la ricerca, a trovarlo. Servizio di Anna Maria Parisi. Adesso andiamo in diretta da Francesca Bozza e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché i ladri continuano a colpire. Questa volta siamo sempre nella Marca trevigiana, a Casale sul Sile. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, esattamente con Nicoletta Rizzetto siamo a Casale sul Sile, in località Caberlotto. Alle mie spalle la zona industriale del comune, poi da qui inizia questa stradina che porta in un angolo di paradiso, perché c'è la Restera, c'è il fiume Sile e c'è questo quartiere residenziale formato da una serie di villette, una quiete che è stata però brutalmente interrotta la scorsa notte da un gruppo di ladri. Quindi non parliamo di un ladro solitario o di una coppia di malviventi, ma di un gruppo di persone che si sono aggirate qui tra queste abitazioni intorno alla mezzanotte. In un caso sono entrati proprio nel giardino di una casa, hanno percorso il perimetro dell'abitazione probabilmente per verificare che non vi fossero movimenti, dopodiché si sono diretti verso il portoncino d'ingresso ed è a quel punto che sono stati messi in fuga dai proprietari che si sono trovati proprio a tu per tu con i ladri in azione, che non sono però in questo caso riusciti a portare a termine il loro colpo. Certo è che con l'estate alle porte ci troveremo sempre di più a fare i conti con episodi del genere, anche se in realtà non ci sono più stagioni, perché per tutto l'anno noi continuiamo a raccontare di furti andati a segno o tentati in abitazioni, ma anche in esercizi commerciali, ladri sempre più spregiudicati, perché parlando con una residente
residente qui a Caberlotto, ci raccontava che qualche giorno fa a Paese 2 persone si sono presentate alla porta d'ingresso di un'abitazione, hanno suonato il campanello con una scusa, ma in realtà, come succede sempre più spesso, stavano cercando di capire se in casa c'era qualcuno. Quando la ragazza ha detto stanno per arrivare, per rientrare i miei genitori, queste 2 persone se ne sono andate. Si trova una scusa, si cerca una fantomatica persona proprio per capire se in casa c'è qualcuno, quindi bisogna fare massima attenzione a chi si apre la porta, perché potrebbero essere dei ladri e sappiamo che spesso non si preoccupano se in casa in quel momento c'è qualcuno, entrano comunque per mettere a segno il loro colpo e non si sa poi come potrebbero reagire. Raid che continuano, ve lo abbiamo raccontato a Castelfranco in 2 frazioni, Salvatronda e Borgo Pieve, con una decina di case colpite in pochissime ore di sera, e chiaramente cresce l'ansia, l'inquietudine dei residenti. Allora io vi lascio proprio con le voci raccolte ieri da Nicoletta Rizzetto insieme ad Eddie Kaliman, e poi la linea può tornare allo studio. Stavamo dormendo e in piena notte abbiamo sentito dei rumori e non abbiamo visto nulla, però abbiamo visto che c'erano segni di effrazione e stavano per entrare. Un bambino di 1 anno e 2 mesi che dormiva sulla camera a fianco, quindi sì, per fortuna non abbiamo trovato nessuno. L'avvolgibile forzato, le tapparelle fissate a metà, il tentativo di forare la finestra dall'esterno per aprirla, il triplo vetro che non si rompe, allora il tentativo andato a segno di forzare il montante, tutto nel più completo silenzio e con l'esterno della casa illuminata a giorno. La famiglia stava già dormendo quando ha sentito i rumori, accese le luci, i ladri sono presto scappati. Hanno rotto la finestra, hanno rotto l'avvolgibile e dopo abbiamo chiamato i carabinieri, però sono arrivati e hanno già andati via tutti, per fortuna, però poi hanno provato a entrare anche da mia sorella qua a fianco e sono entrati anche nella via qua vicino. Scesi dal piano superiore, vedendo la finestra aperta, la paura era quella che i ladri fossero all'interno della casa con il piccolo che dormiva, ma erano già scappati e diretti verso altre abitazioni, 7 quelle toccate dai malviventi nel giro di qualche ora, solo in via Salvega 3. Siamo andati via un'oretta e al ritorno abbiamo trovato la casa sottosopra, hanno rovistato dappertutto, hanno trovato l'oro e si sono accontentati dell'oro, per fortuna, anche perché altri oggetti di valore non li hanno portati via. Collier d'oro, catenine, dopo tutti quei catenini, braccialettini eccetera, di cresime, comunioni eccetera delle figlie, tutte cose che comunque ti sono... sì, rompono un po' la tua sensibilità. Comunque una decina di migliaia di euro sicuramente hanno portato via sia a me che a mia figlia che abita sopra. I ladri hanno prima provato a forzare il portoncino e poi sono entrati dalla finestra sul retro. Quello che ha dato più fastidio era comunque tutto calpestato, tutto buttato a terra. È così. Quando entrano nella tua privacy comunque dà fastidio. Arrivati dai campi circostanti sono fuggiti da dove erano venuti e verso via Selva. La banda è sempre la stessa, catturata dalle telecamere delle case. Ero a letto ed ero sveglia in quel momento ed ho sentito delle voci, parlavano a bassa voce e niente, mi sono alzata e noi abbiamo le telecamere e dal telefono ho visto il messaggio di qualcuno che era entrato nel giardino e ho guardato e ho visto questa persona, all'inizio ne ho vista una sola e ha scavalcato la recinzione, poi sono scappati dalla muretta qua, poi ho visto che successivamente ce n'era un altro, quindi erano in 2 e niente, mi sono alzata, ho avvisato mio marito che riposava, insomma, chiamato i carabinieri che sono arrivati nel giro di pochi minuti perché molto probabilmente erano già stati allertati dai vicini. È una zona dove loro sicuramente passano volentieri, ecco. No, al massimo, anche perché insomma, se è nella propria abitazione, a parte i danni che la casa ha 1 anno di vita, quindi danni tutto quanto, però comunque c'è shock, la mia compagna ancora non riesce a stare a casa da sola e quindi non è semplice, adesso ci stiamo attrezzando con tutto, però non è semplice, no. Insomma, si sente più bloccati, più legati, più tutto. Avevamo col giardino, stavamo fuori, vi dicendo, adesso anche quando andiamo dai miei genitori chiudiamo tutto perché si ha paura di trovare uno dentro casa, insomma. Servizio di Eddie Kaliman, ricordate la violenta rapina ai danni di Alberto Filippi e della sua famiglia, furono presi in ostaggio da un comando di banditi, lui, la moglie e anche 2 bambine. Ora Filippi ha deciso ex senatore della Lega, ha deciso di scendere nuovamente in campo. Vediamo.
È innegabile però che proprio quella maledettissima rapina, quella violenza subita da me e da tutta la mia famiglia abbia riacceso quella voglia del buon padre di famiglia di garantire o di cercare con tutte le proprie forze di cambiare e di migliorare quello che è il contesto sociale in cui dovranno vivere le mie bambine e tutti i giovani di oggi. L'imprenditore ed ex parlamentare Alberto Filippi è recentemente al centro della cronaca per la terribile rapina subita da lui e dalla sua famiglia in aprile. Ai rumors di una possibile ridiscesa nell'agone politico risponde così. Se la domanda è Alberto Filippi ha voglia di tornare ad impegnarsi a livello civico per far qualcosa affinché il futuro non rischi di regalare tristezza, violenza, rapine, ingiustizia, eccetera, ma assolutamente sì, credo sia un dovere. In queste ore c'è chi lo tira in ballo per la futura candidatura a sindaco di Vicenza. Da qui Filippi ha voglia di candidarsi a Vicenza a fare il sindaco, il passo non è lungo, è addirittura inguardabile da quanto è lungo. Tuttavia, l'industriale della chimica, che sta soffrendo ancora molto per quello che è capitato a lui e ai suoi cari e che venerdì a Padova ha parlato ai delegati del Triveneto di Futuro Nazionale del generale Vannacci, analizza. Credo sia doveroso, come padre, come cittadino per bene, dedicare un po' del mio tempo, come ho fatto in passato, affinché il futuro non peggiori, ma dia delle garanzie. Servizio l'intervista di Ivano Tolettini. La sicurezza è un problema che riguarda tutte le nostre province. Ieri c'è stato, anzi oggi è in corso un vertice dei prefetti a Venezia per studiare un'azione congiunta. Andiamo in diretta da Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Tecnicamente si chiama Assemblea regionale di pubblica sicurezza. Vi partecipano i 7 prefetti delle 7 province del Veneto e naturalmente tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Si sta facendo il punto mentre andiamo in onda su quella che è la situazione della sicurezza, della criminalità in Veneto. L'ordine del giorno prevede quindi l'analisi anche di tutti i reati che sono stati commessi, delle diverse tipologie e delle zone più critiche della nostra regione. C'è però un filo conduttore che preoccupa a livello anche di opinione pubblica e che viene affrontato nel corso del vertice di questa mattina ed è quello della delinquenza giovanile, delle baby gang, dei tanti episodi di cronaca che vi abbiamo raccontato nel corso dei telegiornali, con delle risse a volte anche molto violente e episodi che si stanno verificando in maniera sempre più preoccupante. Questo si sposa poi soprattutto nelle località balneari, parliamo per la provincia di Venezia, di Chioggia e di Jesolo, del ritorno delle zone rosse che rientreranno in vigore a partire da questo venerdì. Noi prima che cominciasse il vertice abbiamo avvicinato il prefetto di Venezia, Darco Pellos, ascoltiamo le sue parole. Per fare un po' il punto della situazione, ma l'attenzione in questo momento è anche rivolta al fatto che è stata assegnata un nuovo procuratore della Repubblica che ha una competenza distrettuale, quindi oggi sono raccolti tutti i procuratori, i rappresentanti delle forze dell'ordine della regione, anche per poter riferire quello che è lo stato dell'arte, soprattutto sotto il profilo della sicurezza in caratteri generali, e mettere in contatto quelle che sono le istituzioni che si occupano della sicurezza di questo territorio. La dottoressa Doce, anche procuratore generale di Trieste, procuratore generale della Repubblica di Venezia e ovviamente anche presidente della Corte d'Appello, insieme a tutti i questori, tutti i prefetti, insomma chi si occupa di sicurezza oggi è qui. Non sono aumentate davvero queste risse tra baby gang giovanissimi, soprattutto nel litorale? Sono sempre più diffusi dei comportamenti anomali e questi qui noi cerchiamo di contrastarli. Ma attraverso un presidio del territorio che è dato dalla presenza delle forze dell'ordine. Ma quali sono le cause? Vi siete fatti un'idea? C'è una
abbandono dei giovani in un certo senso? Beh, sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause che partono dal disagio giovanile alla capacità di essere inseriti in un determinato tipo di gruppi, talvolta anche l'utilizzo smodato di sostanze alcoliche o di sostanze, cose. Quindi il divertimento, l'educazione, la situazione delle famiglie, la situazione della scuola. Io credo che per affrontare soprattutto il disagio giovanile l'impegno più grande è rivolto alle famiglie e alla scuola. Penso che fare delle scuole bellissime sia la soluzione migliore per trattare questo tipo di problemi. Le zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte. Non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica. C'è una risposta che deve essere data dal sistema ed è data dalle agenzie educative, scuola, famiglia, società civile, organizzazioni, corpi intermedi, e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. Questo è il prefetto di Venezia Darco Pellos. Contemporaneamente all'incontro a Ca' Corneri in prefettura, alle mie spalle lo vedete c'è il Gran Teatro La Fenice. In questo momento il nuovo sovrintendente Nicola Colabianchi sta illustrando quella che sarà la nuova stagione lirico-sinfonica del teatro, la sua prima da sovrintendente. C'è però una notizia che in questo momento sta facendo molto discutere, è il fatto che Beatrice Venezi, ricorderete il maestro d'orchestra che era stato nominato come nuovo direttore artistico del teatro, poi il contratto è stato risolto, ha intenzione di fare causa alla Fenice. Noi proprio di questo abbiamo chiesto a Nicola Colabianchi le sue opinioni, abbiamo raccolto la sua reazione poco prima che cominciasse a illustrare la nuova stagione lirico-sinfonica della Fenice. Ascoltiamo Colabianchi, poi la linea può tornare allo studio. Sarà una stagione con molte novità, nel senso che ci sono molti titoli che non erano stati proposti da diverso tempo, e ci saranno appunto ciascun direttore artistico dà un'impronta alla propria stagione, quindi essenzialmente una stagione che comunque va a soddisfare le esigenze, le richieste, i desideri del più ampio pubblico possibile. Senta, Beatrice Venezi ha detto che dirà le vie legali per la risoluzione del suo contratto. Ma ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Naturalmente noi sappiamo che lei il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto. Ha detto che ha preso del recesso tramite la stampa, è così? È falso, le è stato comunicato secondo tutte le vie di legge come richiesto, è stato mandato una mail, un telegramma e una raccomandata, più di questo. Dice che non ci sono le basi per fare azioni legali contro la Fenice. Secondo me non ci sono assolutamente. È davvero una vicenda che praticamente è andata sui giornali di mezzo mondo. Grazie a Filippo Fois e a Francesca Pezzo per il collegamento. Adesso ci spostiamo a Vicenza da Daniele Garbini e da Simone Squarcina, perché anche a Vicenza c'è un noto problema di sicurezza e si sta cercando di correre ai ripari, soprattutto con la zona rafforzata. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo all'interno del comando della Polizia Locale di Vicenza. Ecco, tra qualche minuto, proprio qui alle mie spalle su questo tavolo, inizierà la conferenza stampa proprio per tracciare il bilancio di quello che è stata l'operazioni antidroga e non solo, com'è il commissario Alessandro Francisci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, lui è il responsabile del NOS e in prima persona insomma è stato attivo con i suoi colleghi proprio durante questo fine settimana nella zona cosiddetta ex rossa, che è diventata adesso zona a controllo rafforzato, in particolare per cercare di stroncare o limitare e attenuare quello che è il mercato della droga, lo spaccio, il consumo e il degrado. Ecco, come è andata? Subito ci anticipa proprio per noi proprio i contenuti di quello che sarà poi detto in conferenza stampa. Sì, l'operazione ha portato all'identificazione di circa una decina di soggetti, di cui 7 sono stati segnalati alla prefettura perché
presi a detenere sostanza stupefacente per uso personale. Uno di questi durante il controllo ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente e i colleghi prontamente hanno cercato di evitare la dispersione proprio della sostanza e quindi ne è nata una piccola colluttazione dove una collega è rimasta ferita lievemente ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Quindi il soggetto è stato, oltre ad essere segnalato proprio per uso personale di sostanza stupefacente, è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopodiché l'operazione ha condotto anche alla denuncia a piede libero di un pusher, sorpreso nell'area verde di Campomarzo a cedere sostanza stupefacente e quindi l'operazione, direi che ha portato, le operazioni che sono state svolte in questo fine settimana hanno portato un buon risultato. Ecco, giustamente ha accennato proprio le operazioni, perché ricordiamo questo fine settimana è stato anche il periodo per cui è stata anche eseguita l'operazione voluta dal prefetto anche nella zona della Porta Ovest, di cui avevamo già reso notizia. In quel caso si trattava dei reparti interforze, polizia, carabinieri, guardia di finanza, tra cui però anche la polizia locale. E è stato veramente un weekend intenso e non riguarda solo il contrasto di droga, per esempio è stata anche, per quanto riguarda altri aspetti, altri crimini che voi seguite, è importante le vostre azioni preventive. Di che cosa vi siete occupati? Sì, le pattuglie antidegrado che sono praticamente presenti sul territorio in due occasioni. In una prima occasione sono stati fermati dai passanti lungo Corso Palladio che hanno segnalato un soggetto che stava armeggiando vicino ad una bicicletta, quindi la pattuglia è prontamente intervenuta, ma il soggetto si era già allontanato, ma grazie alla descrizione dei testimoni sono riusciti in pochi minuti a rintracciarlo e quindi ad assicurarlo alla giustizia, ed è stato denunciato proprio per tentato furto di velocipede. Un altro episodio particolare è stato che una pattuglia dell'antidegrado, mentre usciva dal portone del comando, è stata fermata da una signora la quale voleva denunciare il furto della bicicletta. La pattuglia è uscita, ha effettuato un giro nella zona e prontamente ha recuperato la bicicletta e ha denunciato il soggetto per il furto della bicicletta. Quindi diciamo le pattuglie presenti sul territorio ci sono e cerchiamo di essere operativi sempre. Ecco, allora con questo segnale importante, anche questa buona notizia, direi che da Vicenza, dal comando è tutto. Ringraziamo il commissario. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ecco, da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele Garbini e Simone Squarcina per la parte tecnica. Vediamo la questione degli autovelox, uno dei tanti titoli che sono usciti, controversa questione dell'autovelox, Salvini che firma il decreto per l'omologazione. Che cosa cambia? Vediamo, ci colleghiamo con Chiara Gaiani, a te Chiara, insieme a Cristian Rocchi Allende. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo avevi detto, un decreto molto controverso che finalmente è stato firmato, era molto atteso anche dall'amministrazione ma anche dai cittadini. Il Ministero ha dichiarato che questo provvedimento introduce un quadro regolatorio certo e omogeneo, quindi vengono verificate, vengono disciplinate in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento dei limiti di velocità. Contro questo c'erano state grandi polemiche e anche tantissimi ricorsi. Un decreto che è salutato dall'ANCI del Veneto, in particolare da Mario Conte, dal Presidente, con grande favore, e Conte dice: ci auguriamo che questo decreto ponga fine alle incertezze interpretative, rafforzando la sicurezza stradale ma anche la fiducia dei cittadini nella legittimità dei controlli. È proprio questo che chiedono i cittadini, essere certi che i controlli che vengono fatti siano legittimi. Sappiamo che sono stati anche oggetto di attentati, di sabotaggi gli autovelox, l'Alta Padovana, la Bassa Padovana, per parlare solo della provincia di Padova, con le azioni di Fleximen, autovelox che erano stati spenti per esempio lungo un'arteria molto trafficata come la nuova statale del Santo, la strada regionale 308, ma qui nel periodo di spegnimento dei velox erano state toccate velocità folli. I sindaci ci avevano raccontato di velocità arrivate a toccare i 250 km orari, pensate. Adesso ovviamente lungo la statale sono stati riaccesi, si attende la lettura del decreto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la lettura del decreto per commenti di tipo tecnico. Noi però abbiamo raccolto la voce dei cittadini che restano molto divisi sia sull'utilizzo che soprattutto sul posizionamento degli autovelox. Allora vi lascio le voci che abbiamo raccolto e da Padova poi la linea può tornare allo studio.
Guardi, lasciamo perdere. Ne ha prese di multe da poco? Tante. Come mai? Come mai? Non lo so, perché forse magari, capito, la macchina va e purtroppo uno non sa dove sono, se non mette il navigatore non sa dove sono e purtroppo si prende la multa anche a pochi, perché io non sono una che corre assolutamente, anzi alla mia età non si deve correre, però magari anche se passi di poco te la prendi lo stesso. Ecco, questa è una cosa che fa rabbia, vero? Molto, devo essere sincera, perché dico se andassi a 100 all'ora, al 90, ma magari non so, c'è il limite di 70, fa sui 77, 75 perché non te ne accorgi e lì beccati la multa lo stesso. Siamo favorevoli perché è impossibile viaggiare eventualmente qui in città, quindi deve esserci, perché le regole non le rispetta nessuno. Quindi. Sì, in effetti, però ci voleva adesso il decreto, il ministro Salvini ha firmato il decreto perché c'erano delle regole sull'omologazione, non si capiva, le regole erano ancora incerte, servono comunque regole certe. Chiaro, su quello sì, servono regole certe per tutti. La gente deve imparare a rispettare le regole e a rispettare i limiti di velocità. Lei vede troppe persone che vanno a una velocità folle? Assolutamente. Se c'è il limite di 50 nessuno va a 50 e chi rispetta le regole viene anche mandato a quel paese. E dov'è che li ha presi soprattutto, signora? Tangenziali? Sulle tangenziali, sì. Sì, ma anche su, non so, ad esempio andando a Cittadella, ce ne sono parecchi anche lì, andando a Castelfranco, ci sono dappertutto, cosa vuole? E non sono bene segnalati secondo lei? No, secondo me no. Dovrebbero segnalarli un po' meglio, che siano belli visibili, anche le persone che magari hanno una certa età, perché è giusto. Secondo voi sono necessari o sono una tassa? Secondo me dipende, dipende dalla posizione e alcune volte sono necessari, anzi in alcuni punti ce ne vorrebbero di più. Altre volte ho la sensazione che servano solo a far cassa. Io ho fatto chilometri per lavoro, c'erano alcuni punti dove sarebbero stati necessari e non c'erano. In altri dietro una curva, dopo un cavalcavia, insomma... Si viene a pensare male, si fa peccato, ma si sbaglia raramente. Così i cittadini, gli automobilisti, adesso torniamo alla cronacaccia con un fatto accaduto a Bassano del Grappa, l'incontro online, poi il ricatto per restituire il SUV Blitz dei Carabinieri durante la consegna del denaro. Un uomo di 72 anni è stato vittima di un raggiro da parte di una donna conosciuta su un sito di incontri. L'intervento dei militari in un parcheggio di un centro commerciale a Bassano ha consentito di bloccare una 33enne e il suo complice. Oggi in regia ci sono Alberto Pivetta, Francesco Cerone e Sebastiano Pizzolon. Andiamo avanti con altri fatti, quello di un clochard invalido brutalmente picchiato in stazione a Padova con uno studente di 19 anni di Preganziole e la sua fidanzata che lo hanno soccorso, è accaduto ieri sera. Forse una richiesta di elemosina, forse una parola in più. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la violenza intorno alle 22 in stazione a Padova. Vittima un clochard invalido picchiato da un uomo. Ad assistere alla scena Mattia, 19 anni, studente trevigiano, e la fidanzata. La coppia, dopo una giornata trascorsa nella città del Santo, sta aspettando il treno per rientrare a casa quando il rumore di una bottiglia di vetro buttata a terra attira la loro attenzione. Ho quindi alzato lo sguardo e ho visto questo signore buttare a terra e poi colpire più e più volte, addirittura calciandolo in faccia, un altro signore che in stampelle in quanto aveva una gamba amputata. Sono subito intervenuto insieme a dei ragazzi che si trovano là per verificare come stesse il signore aggredito e metterlo in piedi. E subito dopo sono andato ad avvisare la polizia. Mattia, insieme ad altri ragazzi, aiuta il senzatetto a rimettersi in piedi, evitando che i due tornino in contatto in attesa dell'arrivo della polizia. Una violenza gratuita, racconta ancora lo studente. Ero piuttosto preoccupato per le condizioni della vittima, e dunque hanno indugiato a intervenire. Momenti di tensione, ma Mattia è certo di una cosa. Ovviamente lo rifarei.
Ancora violenza, inseguito, aggredito e derubato della collanina ricordo della mamma, vittima un 59enne. L'episodio a Conegliano, resta rabbia e un profondo vuoto, dice la vittima. Personalmente tanta rabbia, mi dispiace, però ti lascia un vuoto dentro. Si incrina la voce ad Albino Tissi, 59 anni, di Conegliano, pensando alla collanina dal profondo valore affettivo che gli è stata strappata dal collo domenica di rientro da una passeggiata in centro con la moglie. A pochi metri da casa l'uomo sente qualcuno tirargli il colletto della camicia, pensa allo scherzo di un amico. Mi sono sentito afferrare al collo da dietro, e quando mi sono girato ho visto una persona straniera che tentava di afferrare la catenina d'oro che portava al collo, e da lì è partita una colluttazione, e nel corso della colluttazione mi ha trascinato a terra, sono caduto, preso un po' di botte al polso, a un ginocchio. Una collanina dal profondo valore affettivo. Sì, era un regalo di mia mamma. Attirati dal rumore proveniente dalla strada, i vicini dei Tissi vanno in loro aiuto. Mentre il figlio scatta questa foto che immortala il ladro, il padre, di spalle con la maglietta arancione, tenta di fermare il giovane, che però riesce ad invincolarsi e a scappare. Lo stesso 59enne aveva cercato di bloccare le braccia del malvivente in un disperato tentativo di salvare la collanina. Mia moglie è riuscita a afferrare una parte della catenina che indossavo, ma non tutta, e poi lui è scappato velocemente. Era un ragazzo giovane di 25-28 anni circa. Aveva una ciabatta, per di più una l'ha persa, è tornato indietro anche a recuperarla, ma non è bastato, perché io l'ho seguito per 200 metri, ma poi il fiato, l'emozione. 20 secondi, tanto è durata l'aggressione, sufficienti a portare via un ricordo così prezioso. È riuscito a recuperare solo un pezzetto di questa collanina? Esatto, sì. Resta almeno quello. Esatto, rimane il ricordo. A Belluno arrivano i primi provvedimenti amministrativi del questore dopo il violento pestaggio dello scorso marzo in centro storico ai danni di un cittadino egiziano di 46 anni, vicenda che ha portato anche le dimissioni dell'assessore al sociale, padre di uno dei componenti, la Baby Gang. Parallelamente si stanno muovendo la procura ordinaria del capoluogo e quella minorile di Venezia. Un anno lontani da bar, pizzerie e locali del centro storico è la misura decisa dal questore di Belluno nei confronti dei 6 giovani coinvolti nel pestaggio del cittadino egiziano di 46 anni, avvenuto attorno alle 3 della notte del 22 marzo scorso. Un'aggressione violenta ripresa anche con un telefonino, le immagini diffuse in chat su WhatsApp che da una settimana scuote la comunità bellunese. A poco più di 2 mesi da quell'episodio violento e ancora immotivato nel cuore di Belluno, il questore Roberto Della Rocca ha adottato 6 provvedimenti di il cosiddetto DASPO urbano, notificati ai componenti del gruppo, 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti fra i 17 e i 20 anni, ritenuti coinvolti nell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione è iniziata davanti alla tabaccheria Falcomer sotto i portici di Piazza dei Martiri, con ripetuti spintoni che hanno fatto cadere il malcapitato almeno un paio di volte, e si è conclusa sul marciapiede di Via Loreto, dove i ragazzi hanno infierito selvaggiamente sull'uomo, oramai a terra, colpendolo con calci e pugni anche alla testa. Ora per tutti è scattato il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali del centro cittadino. Le misure avranno validità di 1 anno. Per 3 dei destinatari saranno in vigore dalle 18 alle 4 del mattino, per gli altri nell'arco dell'intera giornata. Il provvedimento previsto dalla normativa sulla sicurezza urbana punta a impedire il ripetersi di comportamenti violenti e a contrastare fenomeni di devianza giovanile nei luoghi della movida e della socialità cittadina. L'attenzione deve essere alta, ma deve esserci un confronto serio e in questo momento anche determinato. Dobbiamo far capire ai ragazzi che ad ogni azione corrisponde una reazione, e questo è un minimo di upgrade su quello che è una certezza della risposta, anche, ahimè, quella giudiziaria.
Il fronte delle indagini è seguito dalla Procura di Belluno per i 4 ragazzi maggiorenni, dalla Procura dei minori di Venezia per i 2 minorenni del gruppo. Dopo la notifica degli atti, il questore ha incontrato personalmente tutti i ragazzi, un momento di confronto che accanto all'aspetto sanzionatorio ha voluto richiamare l'attenzione sulla consapevolezza delle proprie azioni, sul rispetto delle regole della convivenza civile e sul ruolo degli adulti nell'ascolto e nell'accompagnamento dei più giovani. Servizio di Tiziana Bolognani. Andiamo a Vicenza per il tentativo di furto sventato all'ospedale di Sant'Orso. Un addetto alla vigilanza è rimasto ferito durante una colluttazione con una persona già nota ai servizi, sorpresa mentre si aggirava con fare sospetto nei corridoi del nosocomio. È stato denunciato. Momenti di tensione nella serata di ieri all'ospedale di Sant'Orso, dove il pronto intervento del servizio di vigilanza ha consentito di bloccare un tentativo di furto. Un individuo già conosciuto dai servizi è stato visto mentre si aggirava tra i corridoi della struttura sanitaria. Un vigilante è intervenuto per chiedergli che cosa stesse facendo e tra i due è nata una colluttazione. Ad avere la peggio è stato proprio l'addetto alla sicurezza, che ha riportato un trauma giudicato guaribile in 30 giorni. Accompagnato al pronto soccorso, la guardia è stata trattenuta in osservazione per la notte e successivamente dimessa. L'aggressore è stato identificato e il personale dell'azienda sanitaria ha chiamato i carabinieri per gli accertamenti. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali e tentato furto. Il direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, ha sottolineato come l'episodio dimostri l'importanza della presenza dei servizi di vigilanza negli ospedali, ringraziando il vigilante per il suo intervento e augurandogli una pronta guarigione. Arrivano i rinforzi per i carabinieri a Jesolo dopo le risse con la presenza di diversi cosiddetti maranza. Vediamo. 2 squadre di intervento del 4° Battaglione Veneto e 10 militari che si uniranno ai colleghi già operativi. È quanto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia per la stagione estiva a Jesolo, dopo gli scontri tra giovani avvenuti nelle ultime settimane. Ai 10 militari messi a disposizione del Comando Legione Veneto se ne affiancheranno altrettanti provenienti dagli istituti di formazione. Inoltre sono state dislocate 2 squadre di intervento operativo che opereranno soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, svolgendo pattugliamenti e posti di controllo per far fronte a eventuali risse o episodi di violenza, come quelli avvenuti precedentemente in via Herrero in piazza Mazzini. Si tratta di assetti operativi connotati da una spiccata mobilità specifica, il cui impiego è disposto dal Comando Generale, con l'obiettivo di qualificare le attività di prevenzione operando in ausilio ai reparti dell'arma territoriale, per contrastare le emergenti criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica in determinate aree del Paese. Infine, il recente trasferimento della stazione Carabinieri di Jesolo in via Cesare Battisti, una posizione strategica in città, consentirà maggiore vicinanza al cittadino e una proiezione esterna più efficace con pattuglie che possono raggiungere in breve tempo ogni luogo del territorio jesolano. Servizio di Ilaria Marchiori. A Breda una mamma ha deciso di denunciare sui social l'aggressione ai danni del figlio. Vediamo di cosa si tratta. Mio figlio minacciato in strada da 2 giovani. Parte da questa denuncia affidata a Facebook il racconto di una madre che ha deciso di condividere pubblicamente un episodio avvenuto nei pressi di via Monterosa, Breda di Piave, per mettere in guardia altre famiglie e i ragazzi della zona. Una serata come tante in quello che da molti viene descritto come un quartiere tranquillo, ma che poteva trasformarsi in qualcosa di molto più grave. Secondo il racconto della donna, intorno alle 22:30 il ragazzo sarebbe stato avvicinato da 2 giovani con atteggiamento aggressivo e minaccioso. I 2, descritti come nordafricani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, avrebbero creato una situazione di forte tensione. Fortunatamente il giovane è riuscito a mantenere la calma e allontanarsi prima che l'episodio degenerasse in un'aggressione fisica. È stato un vivere normale questo qui. Accettiamo tutto e lasciamo stare. Ne sentiranno ancora di più. Nessuno fa niente. Lo devo fare io che ormai ho quasi 80 anni. Bisogna cercare di stare attenti e aprire gli occhi, soprattutto i ragazzi più piccoli, tipo mio figlio che ha 11 anni, 12, e quindi se va in giro da solo bisogna che stia attento. E non so neanche cosa si possa fare, perché
penso siano dei ragazzi che non siano tanto seguiti dalle famiglie più che altro. La madre ha spiegato di aver deciso di raccontare pubblicamente l'accaduto non per generare paura o allarmismo, ma per senso civico e per invitare altre famiglie a prestare attenzione. Per il sindaco Cristiano Mosole questa però non è la strada giusta da percorrere. Mi dispiace per quello che è successo, che appureremo adesso con la famiglia in modo da capire effettivamente come sono andate le cose. Poi mi spiace dover sottolineare che pur con sicuramente le buone intenzioni della signora che ha fatto questo post, non è questa la modalità. Primo tra tutti, immediatamente contattare il 112. 112 è semplice per segnalare quello che è accaduto, in modo che si possa attenzionare la situazione e vedere di trovare delle soluzioni. Per il primo cittadino i social in questi casi servono solo ad alimentare confusione. I social, in questo caso Facebook, non sono lo strumento giusto. Non è tanto una questione di creare allarmismo, è una questione di far arrivare informazioni a chi invece magari vuole combinare qualcosa di non corretto, in questo caso tentativi di aggressione, piuttosto che, l'abbiamo sempre detto, furti, microcriminalità. No, smettiamola di usare i social. Ci sono altri strumenti, ad esempio a Breda c'è il controllo del vicinato, un gruppo chiuso, un gruppo filtrato dove le informazioni girano correttamente con persone che insomma sappiamo essere residenti e che sicuramente non hanno brutte intenzioni. E gli investigatori al lavoro per risalire all'identità del presunto adescatore che in zona aeroporto a Belluno avrebbe tentato di adescare una giovane offrendole in cambio del denaro. Vediamo. Avrebbe avvicinato una ragazza offrendole 100 euro e insistendo dopo un primo rifiuto avrebbe ritentato raddoppiando la proposta economica. Il racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze dell'ordine dopo un episodio che sarebbe accaduto lunedì pomeriggio in zona aeroporto a Belluno e sul quale sono in corso verifiche. Una segnalazione comparsa nelle ultime ore sui social network ha acceso l'attenzione a Belluno. Secondo quanto riportato in un messaggio pubblicato in forma anonima sulla pagina Facebook 6 di Belluno Se, una giovane sarebbe stata avvicinata nel pomeriggio da una persona a bordo di un'automobile. Stando al racconto diffuso online, l'uomo avrebbe inizialmente offerto del denaro alla ragazza, aumentando poi la somma dopo un primo rifiuto. La giovane, sempre secondo quanto riferito dall'autore della segnalazione, avrebbe immediatamente contattato il padre, spaventata dall'accaduto. Nel post si legge inoltre che sarebbe stato annotato il numero di targa del veicolo, che potrebbe essere una Mini Minor. L'episodio risalirebbe attorno alle 17:15 e la polizia, informata dell'accaduto, sta valutando gli elementi raccolti fino ad ora. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli investigatori e la ricostruzione si basa esclusivamente su quanto riportato nella segnalazione pubblicata sui social. Per questo motivo ogni eventuale accertamento resta demandato all'attività delle forze dell'ordine. L'invito, anche da parte dell'autore del messaggio, è quello di evitare la diffusione di informazioni non verificate e di rivolgersi direttamente alla polizia nel caso si disponga di elementi utili o testimonianze relative all'episodio. Non si è fermata l'alta dei carabinieri e ha tentato di fuggire, è stata inseguita per 15 chilometri e poi è denunciata. Una folle fuga in auto di oltre 15 km prima di finire fuori strada e schiantarsi. Verso l'1:30 una 25enne trevigiana alla guida di una Renault Clio ha ignorato l'alte dei carabinieri dando il via a una precipitosa fuga lungo le strade dei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Rossano Veneto. La sua corsa si è conclusa a Loria in via Campagnola, dove ha perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava ad alta velocità, finendo in un fossato a bordo strada. Ha quindi tentato disperatamente di proseguire la fuga a piedi, ma con scarsi risultati. È stata infatti raggiunta e bloccata. La giovane si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test. È stata allora denunciata per resistenza pubblica ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall'orario notturno e dall'aver provocato un incidente stradale. Un motociclista di nazionalità tedesca di 47 anni è morto sulla provinciale numero 3 fra Gosaldo e Rivamonte a Gordino in seguito ad uno scontro con una BMW Serie 1 guidata da una trentenne del posto. Le cause della collisione sono al vaglio dei carabinieri di Falcade, allertati assieme ai sanitari del SUEM e dagli amici del motociclista che viaggiavano con lui. Lo scontro è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al 47enne. Ferite di media gravità per l'automobilista e il figlio minore che viaggiava con lei, trasportati all'ospedale di Agordo, ed è una strage
dei centauri e degli automobilisti senza fine, con un tragico bilancio, quello che arriva dalle strade tra Treviso, Belluno e Pordenone, 5 motociclisti morti in appena 3 giorni. Sul territorio si riaccende quindi l'allarme sicurezza. L'obiettivo è arrivare a 0 vittime, ma sembra impossibile. 5 mortali in appena 3 giorni non sono solo una tragica coincidenza, ma un segnale che riporta con forza il tema della sicurezza stradale al centro del dibattito. L'ultima tragedia è di oggi, quando un centauro tedesco di 47 anni ha perso la vita tra Agosaldo e Rivamonte dopo essersi schiantato contro un'auto. Nonostante l'intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Con l'arrivo della bella stagione aumenta il traffico di moto e scooter e il rischio sulle strade cresce in modo evidente. Sarebbe opportuno che tutti gli utenti che utilizzano i mezzi a 2 ruote abbiano una capacità visiva, quindi si facciano vedere in maniera importante da chi poi utilizza l'auto, perché è importante, come si diceva prima, il riconoscimento reciproco, perché un motociclista l'auto la vede, un automobilista la moto la vede con certe condizioni. Un fenomeno che si inserisce in un trend già in crescita. Secondo i dati forniti da ACI Treviso, il parco moto è aumentato del 22% tra il 2016 e il 2025, con un incremento ancora più marcato pari al 67% tra il 2016 e il 2024. Più mezzi sulle strade significa anche più esposizione al rischio, dove distrazione e alta velocità possono fare la differenza in una manciata di secondi. La velocità è importante, ma naturalmente io ho sempre valutato, anche per esperienza di tipo personale, che il riconoscimento reciproco tra l'automobilista e il motociclista è l'aspetto fondamentale, perché l'automobilista deve essere in grado di riconoscere il motociclista. Una sequenza di tragedie che impone una riflessione urgente. La crescita della mobilità su 2 ruote deve andare di pari passo con una maggiore prudenza e una cultura della guida più consapevole. C'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da fare. Come provincia di Treviso in questi anni abbiamo investito molto sia con i drive camp all'interno degli istituti scolastici, sia con i corsi di formazione per gli over 65. E anche questo ha aiutato a far diminuire il dato relativamente alle vittime lungo le strade. Infatti il nostro centro di monitoraggio ci dice che rispetto al 2024 nel 2025 le vittime sono state il 50% in meno. Infatti nel 2024 le vittime sono state 70 e nel 2025 36. L'obiettivo è quello di arrivare a vittime 0 lungo le strade. Servizio di Marta Zatta e passiamo agli infortuni sul lavoro. Uno nella zona industriale di Vittorio Veneto alla ditta IRCA SPA Zoppas Industries. Un operaio di 46 anni, residente a Santa Lucia di Piave, dipendente di una logistica esterna, è rimasto gravemente ferito durante l'attività. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato investito da un muletto nel corso di una manovra effettuata all'interno dell'azienda. Sul posto intervenuti i sanitari del SUEM, il 46enne è stato poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Avvisati dai cani nella notte, mentre fuori va a fuoco il fienile, si salvano 2 anziani di Refrontolo, per loro solo un grande spavento e una leggera intossicazione e molta gratitudine per i 2 cani che hanno lanciato l'allarme. E allora come che c'era là? Vede che la baia, ho detto ma cos'è? E anche l'altra, tutte la sua porta, dopo apre la porta là e vede una fiammina là a metà, come tipo garage, insomma, ecco, che si mette dentro le cose degli attrezzi, no? Ho visto una fiammina, col fumetto sopra, guarda e vede il fuoco. Beh, c'è mio marito, viene fuori. Intanto le partì subito il fuoco di corsa. E lei andò su per un fuoco su in cima.
Un rogo spaventoso iniziato verso le 21:15 mentre Graziella, 75 anni, e il marito, 83, erano in casa. A chiamarli ed avvisarli di quello che stava accadendo fuori Perla ed Emi, mamma e figlia, le due cagnoline che hanno avvisato abbaiando i proprietari che in pochissimo tempo si sono trovati davanti un muro di fiamme. Un innesco partito tra l'orto e il capanno, probabilmente da sotto la pianta della vite, lasciando in pochi secondi nello sconforto e nella paura i due proprietari. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e della sede centrale di Treviso per un totale di 5 mezzi e 14 operatori e anche il SUEM 118 che però ha riscontrato solo una lieve intossicazione per i due residenti che sono rimasti a casa. Ma in loro resta lo spavento negli occhi e lo sconforto, quello non andrà via facilmente. Mi tremeva tutte le gambe, fin anche adesso qualche volta mi sente i muscoli che si muove, però gli attrezzi del lavoro, spaccati tutti. Il lavoro di una vita in fumo, la consolazione è che nessuno si è fatto male, né le cagnoline né le adorate galline, spaventate come Graziella, ma per fortuna vive. Ora restano da chiarire le cause dell'incidente, per questo tutto il fascicolo è già in mano ai carabinieri di Pieve di Soligo, nessuna pista esclusa, nemmeno quella dolosa. Servizio di Elena dal Forno, andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG, torniamo dalle famiglie che erano state sgomberate un anno fa per una frana a Valdagno che ancora non possono rientrare in casa. Ci sentiamo in una situazione di paradosso, doppiamente sfrattati, perché ci sentiamo abbandonati da un'amministrazione che ha mandato un'ordinanza di sgombero sulle nostre famiglie, giustamente per tutelare la nostra incolumità, però a dispetto di questo non ha fatto un'ulteriore ordinanza per far ripristinare i terreni franati e quindi noi adesso ci vediamo vivere fuori di casa e ulteriormente sfrattati nell'alloggio temporaneo, sentendoci dire che adesso il Comune non può risolvere la situazione di tutti i privati. Dura da oltre un anno la sofferenza di 10 persone, tra cui alcuni anziani fragili appartenenti a 3 nuclei familiari di via Murri a Valdagno che furono sgomberati per gli effetti della bomba d'acqua il 17 aprile 2025. Una possibile frana nei terreni di un privato a monte del loro condominio aveva minacciato la stabilità dell'immobile. Le famiglie sono state alloggiate finora nelle case dell'Ater, ma questa situazione transitoria si è conclusa senza che nessun lavoro di ripristino del territorio sia stato eseguito. Credevamo che il Comune potesse un attimo vedere questa situazione più dal lato umano per aiutare anche al ripristino, cercare un tavolo, una mediazione, qualcosa. Invece il Comune ultimamente, come abbiamo visto anche l'ultima volta, si sta lavando le mani e del lato umano questo fa male. Schiacciati da un fortissimo impegno economico non solo per mantenere le persone che abitavano qui, ad esempio in RSA, piuttosto che nel pagare l'affitto dell'Ater, ma abbiamo un fortissimo impegno economico anche dal punto di vista legale, proprio perché essendo abbandonati a noi stessi siamo stati costretti a rivolgerci a un legale per cercare di ritornare alla situazione iniziale che vivevamo prima della frana. E questa situazione è diventata anche un caso politico, se ne è parlato a lungo nell'ultimo consiglio comunale a Valdagno. Il Comune ha fatto tutto e di più del possibile di quello che poteva fare all'interno del quadro normativo. Questa in sintesi è la posizione dell'amministrazione comunale di Valdagno, che è stata ribadita durante l'ultimo consiglio comunale, quando è stato discusso il tema delle famiglie sfrattate di via Murri. A questi cittadini è stata revocata la possibilità di restare a vivere nelle case pubbliche in attesa che intervengano i lavori di ripristino per i rischi di frana del territorio che minacciano la loro abitazione. Terreni di proprietà di privati che limitano il raggio di azione del Comune. L'opposizione indignata aveva ricordato che in questo anno trascorso nessun'altra iniziativa era stata promossa per sbloccare la situazione. Il problema è che loro non possono rientrare nelle loro case perché non sono in sicurezza, c'è ancora un'ordinanza in vigore e loro si trovano in mezzo a una strada e questa cosa è, a mio modo di vedere, da un punto di vista politico inaccettabile. Non è normale per un comune come Valdagno non dare aiuto a delle famiglie che hanno degli anziani non autosufficienti inseriti in questi nuclei familiari e metterli in mezzo a una strada. Il quadro normativo ci impone di
non poter avere la possibilità di spesa, la capacità di spesa che avremmo se fosse un'area pubblica, e quindi purtroppo questo ci limita perché ci espone alla possibilità di un danno erariale. Tutto quello che potevamo dare è stato dato, cioè la pratica è stata seguita al 1000%. Il problema delle esondazioni dei fiumi, c'è una situazione difficile per il Meschio e si sta prevedendo un bacino di laminazione nel giro di un paio d'anni, vediamo. Meno di un anno è passato da queste immagini con le acque del Meschio che in pochi minuti si ingrossa e invade strade, case, piazze, campi scantinati. A Cordignano si è lavorato e ancora si lavora per la prevenzione. In questi mesi si è fatto, io dico molto, per la sicurezza idraulica, perché il Genio Civile è intervenuto nel rialzamento degli argini, anche nella pulizia del letto del fiume a valle della piazza. Era una zona dove insomma gli argini erano un po' più bassi, quindi era anche a rischio di esondazione più facilmente. Luglio 2025 ma anche dicembre 2020 sono le date che abitanti e amministratori ancora ricordano per gli effetti degli allagamenti dovuti al Meschio ma anche alla Friga e alle Obole. Piazza Italia è stata allagata con danni ingenti. Da tempo si parla di bacini di laminazione per salvaguardare il centro urbano. Si continua a lavorare per la progettualità del bacino di laminazione che è stato individuato a monte dell'innesto tra la Friga e il Caron, e quindi questo dovrebbe portare via una grossa quantità di acqua, quindi non arrivare nella nostra piazza. La progettualità sta andando avanti, il nuovo assessore regionale, che ringrazio, ha confermato tutto quello che è stato fatto in passato, quindi siamo fiduciosi che entro l'anno possa essere completato il progetto e quindi poi si possa anche dare l'avvio a tutta la procedura successiva, quindi ricerca della ditta, avvio del bando e così dicendo. I lavori dunque si faranno e i tempi, sperando nella clemenza delle intemperie, non saranno brevissimi. 2 anni, 2 anni e mezzo, forse la piazza di Cordignano può essere più sicura. Si temevano soprattutto le esondazioni del Piave e in Regione Veneto è passata una mozione di Sonia Brescacin che boccia l'ipotesi di un bacino di laminazione alle Grave di Ciano e insiste invece su lavori lungo tutto l'asse del Piave. Sentiamo cosa ha detto la consigliera regionale del gruppo misto. Esprimo con una punta di orgoglio tutta la mia soddisfazione per l'approvazione della mozione sulla sicurezza idraulica del fiume Piave, della quale sono prima firmataria. Sono orgogliosa di aver sensibilizzato l'intero Consiglio regionale su un tema che coinvolge tutti i territori che si estendono lungo l'intero corso del fiume. Quindi interventi lungo tutto il corso del fiume, secondo Sonia Brescacin. Ancora la politica, a Roma è stato convocato il Consiglio federale della Lega che si sta tenendo in queste ore, è cominciato dopo le 11, dietro le dichiarazioni ufficiali e le rassicurazioni di facciata, il confronto tra Luca Zaia e Matteo Salvini che riguarda il futuro stesso del partito. Sul tavolo non c'è soltanto un possibile incarico di primo piano a Zaia, che Salvini vorrebbe vice segretario, ma il ritorno di una Lega più federale e radicata nel nord secondo il modello Baviera, con una Lega al nord e una Lega più nazionale, che è quello che sostiene da tempo anche Roberto Marcato. Sentiamo. La Lega è a un bivio. Il fiato sul collo del generale Vannacci con futuro nazionale, come indicano i sondaggi, è un problema per il Carroccio in vista delle elezioni 2027. A Roma è stato convocato il Consiglio federale che si sta svolgendo in questo momento. Al di là delle formule ufficiali, il punto centrale non è il ruolo di Zaia, ma il controllo dell'eredità politica del Veneto. Se si leggono tra le righe le indiscrezioni degli ultimi mesi, il messaggio di Zaia a Salvini è questo: io non entro nella segreteria per fare il numero 2, se entro per ridisegnare la Lega. Salvini invece avrebbe un'esigenza diversa: neutralizzare il rischio che Zaia diventi il punto di riferimento di tutti coloro che contestano la trasformazione nazionale della Lega.
In altre parole, meglio averlo dentro che fuori. Per questo il ruolo del vice segretario appare poco credibile. Zaia non ha bisogno di una promozione formale. Dopo 15 anni alla guida del Veneto e con un consenso popolare ancora altissimo, una semplice vicepresidenza sarebbe percepita come un ridimensionamento. Il vero negoziato probabilmente riguarda 3 questioni. La prima, il futuro della Lega Nord, recuperare una struttura territoriale forte e autonoma. Secondo, le candidature del 2027. Zaia vuole avere voce decisiva sulla composizione delle liste e sulla classe dirigente del Nord. Terzo, la successione a Salvini, non immediata, ma nessuno ignora che il tema esiste. Per questo il paragone con la CSU bavarese non è casuale. Zaia starebbe chiedendo una Lega del Nord riconoscibile, con autonomia politica e organizzativa. Salvini può concedere più federalismo interno, ma non un secondo centro di comando. In sintesi, la trattativa reale non è Zaia vice di Salvini, è molto più profonda, riguarda il rapporto di forza tra la Lega nazionale costruita da Salvini e la Lega territoriale che Zaia rappresenta. Se l'accordo regge, Salvini resta leader e Zaia diventa garante del Nord. Se non regge, l'ex governatore rischia di trasformarsi nel catalizzatore di tutto il malcontento leghista del settentrione. E questo, dentro la Lega, lo sanno tutti. Servizio di Ivano Tolettini, e ieri sera ne abbiamo parlato diciamo del travaglio del centro-destra con Vannacci, generale Vannacci che avanza con Futuro Nazionale. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, Alessio Morosin, in Consiglio regionale. Gianluca Schiavon. Cosa? Su diciamo, la Lega e il centrodestra un po' in affanno con Vannacci come un falco che... Ma guardi, io penso che Vannacci, essendo un militare, non può avere quella sensibilità a 360 gradi che un politico deve avere. Rimarrà sempre un militare e i militari hanno delle gerarchie. Quindi chi è più in alto comanda quello sotto comanda quello che sta sotto ancora e anche se è una persona che ha delle qualità, non lo nego, ma la politica è fatta di altre realtà. Bisogna mettere insieme una progettualità. Quest'uomo, bravo nel suo campo come militare, ha scritto un libro. Dove ha esposto un pensiero che da molti è stato condiviso, ma un libro di pancia, non è un libro di progettualità politica. Ha trovato un vuoto enorme perché la politica ha dei vuoti enormi e sta raccogliendo soprattutto esuli da partiti che non hanno più consenso. Quindi voglio dire, come nasce sto partito? Io rispetto tutti. Secondo me, ne parlavo stamattina in Consiglio regionale con qualcuno facendo delle battute, secondo me per un generale che ragionerà da generale, gli prometteranno il Ministero della Giustizia ed è il massimo dei massimi che possa permettersi. Se invece un genio politico fa opposizione, come ha fatto intelligentemente la Meloni, finché facendo opposizione diversamente a Salvini è riuscita a diventare Presidente del Consiglio, oppure ipotesi estrema, ma fa un'alleanza con la sinistra, ma sarebbe un'anomalia, una cosa impossibile. Quindi ha 2 alternative: o va a fare quello che per un generale è il massimo, diventare ministro della giustizia, cioè comandare da un livello ancora più alto tutti i militari che prima erano quantomeno quelli di pari grado con le stesse stellette, hanno il potere come lui. E quindi per me è un apogeo, una soddisfazione enorme diventare anche ministro della difesa, e quello glielo potrebbero concedere. È vero che potrebbe rubare voti, però agli altri componenti del centrodestra, ma interesse della Meloni avere uno che può ridurre le aspirazioni di crescita di Forza Italia, le aspirazioni di crescita o di difesa, diciamo, del consenso della Lega. La Meloni se ne trae vantaggio, anche se potrebbe portare via qualcosa. Meloni se ne trarrà vantaggio. Così Alessio Morosin ieri sera a Focus. Andiamo di nuovo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, grazie.
A Treviso è iniziato Sile Garden, manifestazione che animerà i giardini di Sant'Andrea tutta l'estate, dal mercoledì alla domenica, con musica, letture, cultura e anche lo yoga. 3 mesi di musica, spettacoli, cultura e socialità e anche gioco di carte nel cuore verde della città. È ripartito Sile Garden ai giardini di Sant'Andrea, che fino al 19 settembre si trasformeranno in un grande spazio all'aperto affacciato sul Sile, tolto la microcriminalità per restituirlo alla comunità. È un impegno che la città ha assunto sin dall'anno scorso di abitare quel luogo, i giardini di Sant'Andrea, e così è stato e così sarà quest'anno, perché abbiamo verificato che effettivamente l'idea di abitare, di creare degli eventi culturali e non solo, anche di intrattenimento, anche dal punto di vista di un solo incontro di fronte a un caffè, ha dato la possibilità a riconoscere quel luogo non solo come un luogo da evitare, ma anzi un luogo da frequentare. Dal mercoledì alla domenica, dalle 17 a mezzanotte, il parco ospiterà una varietà di eventi da non perdere, anche per bambini e famiglie, oltre ad un'area dedicata al relax con food truck e picnic sul prato. Ci saranno concerti di jazz, di blues, ci saranno performance teatrali, reading, persone che raccontano libri, esperienze, ci saranno delle esperienze di benessere con lo yoga, ci saranno incontri con alcune associazioni benefiche del territorio. Quello che volevamo era che i giardini fossero un luogo di incontro artistico, culturale, umano, un luogo da riscoprire e un luogo anche dove poter sentirsi liberi di andare, riflettere, viverlo, perché è un luogo magico, vicino all'acqua, con il rumore dell'acqua, con il fresco che porta l'acqua e con una natura molto bella. Ogni domenica mattina alle 9 una pratica di yoga e pilates per rigenerarsi e partire al meglio in un luogo che diventa vissuto, partecipato, sicuro e inclusivo. Non c'è età, veramente dal piccolo bambino che può partecipare fino al signore e alla signora di una certa età, perché sarà uno yoga dolce, sarà uno yoga più di risveglio e poi proporrò la variante della posizione magari più difficile per persone che già praticano. L'esperienza dell'anno scorso è stata enormemente positiva, abbiamo riportato i trevigiani ai giardini di Sant'Andrea, abbiamo reso i giardini di Sant'Andrea un luogo dove trovarsi, dove fare le cose insieme, dove divertirsi, e quindi quest'anno ci sembra il caso di ripetere l'esperienza e possibilmente di migliorarlo ulteriormente. Nessuna paura della malavita? Abbiamo più paura del tempo, diciamo. La malavita, allora, chiaro, succedono delle cose, chiamiamo la polizia e sono sempre pronti ad intervenire. Speriamo che la cosa resti sotto controllo come l'anno scorso. Entusiasmo a Padova per il ritorno dopo 9 anni della leggendaria Mille Miglia. Motori rombanti, le luci dei fanali, i colori delle auto, l'atmosfera romantica di Prato della Valle che sembra tornare al passato. La magia delle Mille Miglia torna dopo 9 anni a Padova. 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. Padova ha dato di tutto e di più a Mille Miglia, al motorismo. Eravamo gli anni ruggenti, i primi anni 20, 30, 40 del secolo scorso, eravamo i primi della classe a livello internazionale, sicuramente. Mille Miglia lo dimostra. E ne è la prova che dal 1927 al 1957, quando era la vera Mille Miglia gara di velocità, non è mai mancata per Padova. Oltre alle auto storiche, in piazza Insurrezione hanno sfilato anche le Ferrari, tanti padovani che hanno ammirato il loro passaggio, tra di loro anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani. Una città che è stata capitale di motori ma che oggi celebra una manifestazione straordinaria, la Mille Miglia, che garantisce anche un grande senso di comunità, e oggi è un orgoglio alla fine di tanti appuntamenti a Palazzo Balbi essere qui per qualche minuto insieme a tanti padovani per questa meravigliosa tappa della Mille Miglia.
Miglia. Tra i volti noti alla guida delle auto, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. Porta davvero grande lustro a tutto il territorio della provincia di Padova con questo percorso che si snoda davvero negli angoli più belli e più suggestivi della nostra provincia, che farà tappa nella magnificenza della città di Padova, nella meravigliosa cornice di Prato della Valle, che ci porta davvero tanto orgoglio, tanta soddisfazione. La 1000 miglia nel 2027 compirà 100 anni e la speranza è che Padova possa essere protagonista della storica edizione. Il Presidente Raggi me l'ha promesso, per cui spero mantenga la promessa che venga fatta. È una bella cosa, per Padova è una cosa molto bella, a me piace molto, devo dire, su tutti gli aspetti. Poi vedremo 400 macchine storiche, ce n'è una di fronte alla piazza di Morossutti che ha fatto le miglia e miglia, ha esattamente la mia età, 74 anni, pensa, è giovanissima. Questa mattina, alla partenza della seconda tappa da Prato della Valle, le auto si sono dirette verso le terme e i colli. Servizio Valentina Visentin, sentiamo anche le voci dei tantissimi appassionati che sono arrivati in Prato della Valle. È la prima volta che la vede la 1000 miglia? Sì, la prima volta che la vedo. Non l'aveva vista le ultime volte? Non l'avevo mai vista. Cosa spera di vedere? Belle macchine. Lei l'ha vista la 1000 miglia? 1953, a Padova in Piazzale Savonarola. Perché in quegli anni passava sempre? Sì, veniva su da Vicenza e andava a Rovigo, Ferrara. 1953. No, mi abitavo a Ego, viste tutte fino al 57 dei Taruffi, no, dall'incidente li deportavo, no, ma dire la verità, era bellissimo, si stava su tutta la notte. Cosa vi attira? Le macchine d'epoca, tutte. Siete collezionisti magari? No, ne ho un duetto, che però non può partecipare alle 1000 miglia perché è più recente. L'ho visto tante volte, anche 9 anni fa qui a Padova, ma poi ho girato, l'ho visto al Garda, l'ho visto in Brescia, l'ho visto parecchie volte. E anche collezionista magari? Beh, di moto però, non di macchine, collezionista di moto, perché macchine sono un po' troppo impegnative finanziariamente. Al marchio della Ferrari lo porta sulla maglietta, un appassionato? Sì, soprattutto di Formula 1, se posso non perdo una gara, sempre che la moglie sia d'accordo. E quindi hanno trasformato Prato della Valle in un autodromo, le piace? Sì, ho visto prima passare tutte le Ferrari in centro, è un'emozione. E poi anche la moglie ha detto, ma di che colore la prenderesti? Ha detto gialla, prenderei una Ferrari gialla. Servizio di Francesco Rattai, gli ospiti di questa sera a Focus: Guido Bertolazzi, Carlo Cunegato, Barbara Denardi, Alberto Montagnier, Stefano Trubian, Giorgio Vigni e Alberto Villanova. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi, Alberto Pivetta, grazie a Francesco Ceronna, ad Andrea Basso e a Sebastiano Pizzolon. Buona giornata, arrivederci.